Buongiorno e bentrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Alle 9 di questa mattina, seppur con limitazioni, è tornato operativo l'aeroporto di Catania che dal pomeriggio di ieri aveva sospeso i voli per via dei fenomeni eruttivi dell'Etna di queste ore. Rimaniamo a Catania dove nel quartiere San Cristoforo un 26enne vicino al Clan Cappello è stato arrestato dai carabinieri perché trovato in possesso di un vero e proprio arsenale da guerra in casa. L'assessore alle infrastrutture Alessandro Aricò si è detto preoccupato per la capacità delle linee ferroviarie siciliane del futuro e ha chiesto un intervento al ministro Salvini sul progetto del ponte sullo Stretto. La politica siciliana piange la scomparsa dell'ex senatore della DC Domenico Sudano, noto come Mimmo Sudano, è deceduto a Catania all'età di 82 anni. Infine al Policlinico Giaccone di Palermo un'equipe di medici ha salvato un paziente che aveva assunto una dose massiccia di metotrexate, un farmaco chemioterapico per curare la psoriasi senza alcuna prescrizione medica. Tutti i dettagli su queste notizie trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie e arrivederci.